Gruppi di cammino spontanei, percorsi tabellati da 1 chilometro, attività di ginnastica dolce, pedibus nelle scuole, ancora rigenerazione urbana, creazione di aree verdi e spazi pubblici sicuri e mobilità sostenibile. Sono le attività sviluppate nei 16 comuni bellunesi che hanno aderito alla rete dei cosiddetti comuni attivi, territori nei quali sono stati adottati progetti di sostegno e promozione di uno stile di vita sano e attivo per tutte le fasce d'età, come suggerito dal Piano regionale di prevenzione della Regione Veneto con la campagna Vivo Bene Veneto. Alpago, Borgo Valbelluna, Cesio Maggiore, Cortina, Feltre, Fonzaso, Lamon, Longarone, Lorenzago, Lozzo, Pedavena, Santa Giustina, San Gregorio, Sedico, Seren del Grappa e Sovramonte da oggi possono fregiarsi del riconoscimento comune attivo, una targa formale consegnata nella sala riunioni del San Martino di Belluno. Sono nati spontaneamente dei gruppi di cammino sul territorio e proprio questa settimana, questa sera presenteremo uno di questi percorsi, questi camminando che ci sono nel nostro territorio, ed è stato un ulteriore incentivo a consigliare la gente a camminare, a muoversi. Il movimento, il farmaco più potente e decisivo per la salute di tutti e forse il principale, assieme al non fumo, alimentazione sana, sicurezza sul lavoro. Un antibiotico lo prescrive un medico e lo somministra un paziente. Per far muovere i cittadini non basta un medico, ci vuole una rete che certamente include le amministrazioni comunali, include il volontariato, include ogni singolo cittadino, include in qualche modo la società civile che decide di fare passi avanti. Abbiamo un tesoro costruito con determinazione che va mantenuto e sviluppato, ha commentato il commissario di Ulse Dolomiti Giuseppe Dalben. Certo che al gruppo dei 16 comuni attivi presto se ne aggiungeranno altri. Al fianco delle aziende sanitarie già dal 2014 c'è l'Unione Italiana Sport per Tutti. In questo piano regionale prevenzione WISP rimane partner in quelli che sono tutti i processi di attivazione per il movimento e quindi la lotta a sedentarietà.